Eder. Mech. Pallister. Sonia Bottacchiari e i suoi 2 figli sono stati ritrovati vivi, in buone condizioni di salute, insieme ai 4 cani. E già questa, dopo giorni di ricerche, ansia, appelli, elicotteri, droni, squadre nei boschi e telefoni muti, è la notizia che tutti aspettavano. Il punto è che il caso non si chiude con un abbraccio finale, la musica dolce e i titoli di coda. No, qui il finale, come spesso accade nelle storie vere, apre un altro capitolo. Perché Sonia è stata rintracciata, sì, ma non vuole che si sappia dove si trova. E ha fatto capire una cosa piuttosto chiara: se il luogo del rifugio venisse scoperto, potrebbe sparire di nuovo. La procura di Piacenza ha comunicato che la donna e i ragazzi stanno bene e si trovano in un contesto ritenuto adeguato dal punto di vista abitativo e generale. Quindi niente scenario da tragedia nel bosco, niente finale nero, niente corsa disperata contro il tempo finita nel peggiore dei modi. Però, come sempre, quando la cronaca sembra finalmente respirare, arriva subito la nota a margine scritta con l'inchiostro dell'inquietudine. Sonia avrebbe espresso timori e preoccupazioni nel caso in cui venisse rivelato il luogo in cui si è rifugiata. Tradotto: sono viva, i ragazzi stanno bene, ma non venite a piantare la bandierina sulla mappa, perché altrimenti si ricomincia da capo. La storia era iniziata il 20 aprile, quando Sonia Bottacchiari era partita da Castellarquato, nel Piacentino, con i 2 figli adolescenti e i 4 cani. La destinazione comunicata era una vacanza nella natura, verso il Friuli, con riferimento a un campeggio nella zona di Gemona. Solo che in quel campeggio non sarebbero mai arrivati. L'auto, una volta ritrovata nei pressi di Tarcento, in provincia di Udine, ha trasformato la vicenda da famiglia in vacanza. A giallo con cartina geografica, confine vicino e telefoni irraggiungibili. Perché quando una macchina compare da una parte, i cellulari smettono di rispondere e nessuno sa più nulla per settimane. Anche il più ottimista comincia a guardare i boschi con meno poesia e più tacicardia. Le ricerche erano partite dopo la denuncia dell'ex marito Yuri Groppi, padre dei ragazzi. Da lì si è mossa una macchina imponente: carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile, soccorritori, droni, elicotteri, unità cinofile, perlustrazioni nel Tarcentino e in varie aree del Friuli. Insomma, mancava solo il cartello «Benvenuti al Festival Nazionale dell'Angoscia Organizzata», perché per giorni si è cercato ovunque. E mentre si cercava, crescevano le ipotesi: fuga preparata, possibile aiuto esterno, comunità spirituali, attraversamento del confine, allontanamento volontario, paura, disagio, tensione familiare. Il tutto con quella delicatezza tipica delle vicende in cui ci sono minori, una madre, un padre, nonni, lettere, procura e un intero paese che comincia a chiedersi dove sia finita una famiglia intera. Poi sono arrivate le lettere. 2 scritti attribuiti a Sonia e ritrovati nella casa del padre Riccardo Bottacchiari, da cui sarebbe emersa una condizione di sofferenza e profonda inquietudine. E qui il clima è cambiato ancora. Perché fino a quando cerchi qualcuno che non risponde, speri. Quando trovi lettere che parlano di disagio, cominci a temere. La procura prudentemente ha continuato a invitare alla cautela, ma è evidente che quelle lettere abbiano aggiunto peso a una storia già abbastanza pesante di suo. Come se il caso non avesse già abbastanza fili da sbrogliare, ecco arrivare anche il capitolo emotivo, familiare, psicologico. Perché evidentemente mancava giusto quello, altrimenti sarebbe stato troppo semplice. La svolta è arrivata con il contatto diretto con Sonia. Secondo le ricostruzioni emerse, il luogo preciso resta riservato. Si parla di un'area alpina e, secondo alcune informazioni, con ogni probabilità all'estero, tra le ipotesi Slovenia o Austria. Ma la sostanza non cambia. La donna non vuole essere localizzata pubblicamente. Sarebbe stata vista o comunque verificata in videochiamata dagli investigatori, che avrebbero potuto accertare visivamente le condizioni sue, dei figli e dei cani. E anche qui il quadro diventa quasi surreale. Dopo giorni di ricerche nei boschi, il caso passa dalla geografia alla diplomazia familiare. Non più troviamoli, ma come facciamo a farli rientrare senza farli scappare un'altra volta? La procura ha chiarito che le indagini proseguono. Le ipotesi di reato restano quelle di sottrazione consensuale di minorenni e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Attenzione però, il termine consensuale riferito all'allontanamento dei ragazzi è fondamentale. Significa che allo stato i 2 minori avrebbero seguito la madre volontariamente.
E infatti la procura mette al centro il benessere dei ragazzi, la loro reintegrazione nel contesto sociale e scolastico e il fatto che fino all'allontanamento frequentassero la scuola con continuità e profitto. Perché anche qui la cronaca ci ricorda una cosa semplice. Dietro i titoli, le mappe, le ricerche e le ipotesi investigative ci sono due adolescenti che prima o poi dovranno tornare a una normalità. Ammesso che la normalità, in questa storia, sappia ancora dove abita. Nelle ultime ore è emerso anche il tema più delicato, il rientro. Se Sonia e i ragazzi si trovano davvero all'estero e se non ci sono misure coercitive immediate legate ai reati contestati, la questione potrebbe spostarsi anche sul piano civile. In sostanza non basta dire tornate a casa come se fosse una chat di famiglia con il vocale dello zio esasperato. Servono passaggi, valutazioni, eventuali decisioni del giudice civile e se confermata la permanenza oltre confine potrebbero entrare in gioco procedure internazionali. La burocrazia, come sempre, arriva vestita elegante quando il dramma ha già fatto il suo ingresso in tuta da trekking. Il padre dei ragazzi, Yuri Groppi, ha espresso sollievo. Ha detto che sapere che sono vivi è la cosa più importante e che ora attende che la situazione si risolva con gli opportuni accertamenti. Una frase asciutta, comprensibile, pesata. Perché dopo settimane di paura, probabilmente non è il momento delle dichiarazioni muscolari, ma quello in cui si tira un respiro e si prova a non far crollare il tavolo. Anche perché qui il tavolo non è solo giudiziario, è familiare, emotivo, educativo, genitoriale. E su quel tavolo ci sono due ragazzi. Il nonno materno, Riccardo Bottacchiari, ha alternato sollievo e paura. Ha detto di essere rinato dopo aver saputo che figlia e nipoti sono vivi, ma ha anche espresso timori per il futuro. Da una parte ha invitato Sonia a tornare a casa, dicendo che poi si sistemerà tutto. Dall'altra ha ammesso di temere che alla figlia possano essere tolti i ragazzi. E qui il dramma familiare esce dal bosco e si siede in salotto. Non è più solo una scomparsa, è una frattura. Una di quelle fratture in cui ognuno sembra avere paura di qualcosa. Sonia teme che si sappia dove si trova. Il padre dei ragazzi teme per i figli. Il nonno teme per la figlia. La procura teme che un passo sbagliato faccia saltare l'equilibrio. Praticamente una partita a Shanghai, ma con persone vere al posto dei bastoncini. Resta poi il capitolo della fuga preparata. Secondo alcune ricostruzioni sarebbero emersi elementi compatibili con una pianificazione. Attrezzature, tende, walkie-talkie, fili da pesca, materiale utile a una permanenza fuori dai circuiti ordinari. E qui l'immaginario collettivo parte subito con il film survivalista. Montagna, zaini, natura, spiritualità, confine, telefoni spenti, rifugio segreto. Solo che non siamo su una piattaforma streaming e nessuno ha ordinato la sé madre e figli nella Wilderness stagione 1. Siamo davanti a una vicenda reale e proprio per questo bisogna tenere insieme due cose. Il sollievo perché tutti sono vivi e la prudenza perché la storia non è affatto chiarita. La procura punta ora a ricomporre una situazione familiare descritta come fortemente problematica. Questa è la frase chiave. Non mistero risolto, non lieto fine. Non caso archiviato, ma situazione familiare fortemente problematica. Ed è lì che si trova il cuore della vicenda, perché il ritrovamento risponde alla domanda più urgente, quella sulla vita e sulla salute. Ma lascia aperte tutte le altre. Perché Sonia è partita davvero? Di cosa ha paura? Chi l'ha aiutata? I ragazzi che cosa pensano? Quale sarà il loro rientro? Il padre potrà riabbracciarli presto? Il giudice civile dovrà intervenire? E soprattutto, come si protegge il benessere dei minori senza trasformare una frattura familiare in una guerra di posizione? Per ora una cosa è certa. Sonia Bottacchiari e i figli sono vivi, stanno bene e non si trovano in una condizione di emergenza materiale. Ma il caso, paradossalmente, è appena entrato nella sua fase più delicata. Prima si cercavano 3 persone scomparse, ora si cerca un equilibrio. E quello si sa, non lo trovano i droni, non lo trovano gli elicotteri, non lo trovano nemmeno le unità cinofile. Quello lo devono trovare gli adulti. Possibilmente prima che siano i ragazzi a pagare il conto di una storia diventata troppo grande per loro. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.